Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto in collaborazione con IEM. Ringraziamo tutti gli enti che ci hanno concesso il patrocinio e tutti i numerosi partner che sostengono il festival. Il tema di quest'anno è il cambiamento, il titolo che abbiamo scelto per questa quarta edizione è appunto Il cambiamento sei tu, e anche per questo appuntamento siamo in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sulle pagine Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico presente in sala e il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, ringraziandovi per l'aiuto che ci date nella diffusione e nella condivisione di questa iniziativa. Qui con noi in studio questa sera c'è anche Eleonora Saccon, insegnante della scuola primaria, che al termine dell'intervento potrà aiutarci a fare una prima riflessione o porre una domanda al nostro relatore. Vi ricordiamo che tutto il programma della manifestazione è presente sul sito dedicato che è www.educhiamocivittorioveneto.it. L'incontro che andremo ad ascoltare questo pomeriggio si intitola Eric Kandel, Epigenetica, Educazione e Relazioni di aiuto e abbiamo con noi per parlare di questo tema che ci porterà a scoprire proprio le basi scientifiche che ci permettono di dire senza più alcun dubbio che il contesto in cui un bambino cresce è determinante per la sua persona e questo appunto dà senso a tutte le nostre azioni di cura e di aiuto nei suoi confronti. Abbiamo appunto qui per parlare di questo il dottor Mauro Polacco, che ringraziamo per la sua presenza e per la sua disponibilità ad essere con noi. Mauro Polacco è laureato in medicina e chirurgia, si è specializzato in neuropsichiatria infantile, ha lavorato presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale, è psicoterapeuta a indirizzo dinamico, ha insegnato in alcune ULSS del Veneto, all'Università di Padova e di Venezia. Da molti anni tiene seminari per l'École Internationale aux Couturiers, è autore di lavori comparsi in libri e in riviste di neuropsichiatria infantile e psichiatria e ha pubblicato con Armando Editore Psicoterapia quasi senza parole. In anni recenti ha approfondito lo studio delle neuroscienze affettive e della loro importanza in ambito educativo e psicoterapeutico. Prima di passare la parola al nostro ospite vi ricordo che potete porre eventuali domande commentando la diretta sui profili social oppure scrivendo un messaggio al numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione. Lascio quindi la parola al dottor Polacco e ci mettiamo tutti in ascolto. Grazie. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato, ringrazio voi che siete venuti e che state spendendo il vostro tempo. Spero che vi porterete via qualche cosa di buono, qualche riflessione o qualche idea che vi possa essere utile nella vostra professione. Come avete visto, il titolo dell'incontro di oggi è Eric Kandel, Epigenetica, Educazione e Relazioni di aiuto. Perché ci soffermiamo su questo tema? Perché questo tema ci ha permesso finalmente di dire che scientificamente è provato come l'intervento dell'educatore possa essere utile e possa migliorare le situazioni in cui i bambini si trovano. Questo è proprio il senso dell'epigenetica, cioè non pensare che tutto sia legato alla genetica, al DNA, non pensare nemmeno che tutto sia legato all'ambiente, perché bene o male abbiamo un DNA, ma vedere come l'ambiente possa influenzare. Eric Kandel usa il termine modulare, l'espressione dell'ambiente, della genetica e del DNA. Eric Kandel è ancora vivo, è vecchissimo, ha vinto il premio Nobel nel 2000
e il suo lavoro più famoso è un articolo che è stato pubblicato sull'American Journal of Psychiatry, che in italiano si intitola Un nuovo contesto intellettuale per la psichiatria. L'articolo è del 1998. Eric Kandel si inserisce in un percorso che attraversa tutta la storia del genere umano. In filosofia, per esempio, ampi sono stati i dibattiti tra innatisti ed empiristi. Leibniz era un innatista, Locke era un empirista, chi diceva che dipendeva che tutto era già scritto e chi diceva che invece tutto doveva essere scritto. Anche da un punto di vista poi scientifico il dibattito è stato ampio tra coloro che pensavano che tutto dipendesse dalla genetica e quelli che pensavano che tutto dipendesse dall'ambiente. Il buon senso, Aristotele diceva che la virtù sta nel mezzo. Il buon senso ci dice che una cosa non esclude l'altra e di più quello che ha scoperto Kandel, diciamo, noi lo sapevamo già. Mi hanno insegnato che se noi prendiamo due semi dello stesso arbusto geneticamente modificati, quindi assolutamente uguali, in base a come nostra zia pota la pianta può crescere alta e stretta o bassa e larga. Quindi direte, ma allora Kandel cosa ci sta a fare? Kandel ha dimostrato questo scientificamente. Ecco, quel signore che vedete là, ecco, lo ha dimostrato scientificamente. E ha dato un valore e una dignità incredibili al nostro lavoro, ma poi ci ritorneremo. Come ha studiato Kandel queste possibilità? Le ha studiate su un mollusco che si chiama Aplysia californica, che cresce solo nell'isola di Catalina in California e che ha la caratteristica di avere un DNA corto, quindi complessivamente abbastanza semplice, ma per certi aspetti anche abbastanza simile a quello dell'essere umano. Qual è il nucleo centrale che ci interessa nella dimostrazione di Kandel? Allora, ho cercato di schematizzarlo semplicemente con questa flowchart in discesa, diciamo. Cioè voi vedete che c'è il DNA, da cui deriva l'RNA, da cui derivano le proteine. Tenete presente che le proteine non sono solo quelle che mangiamo con la carne. Le proteine sono fondamentali nella vita e nello sviluppo degli esseri umani, perché per esempio gli ormoni sono proteine. Quindi voi pensate cosa significa avere o non avere una corretta produzione di proteine. Allora, io adesso ho cercato di scrivere, e leggerò quello che ho scritto, per cercare di essere il più chiaro possibile, perché mi rendo conto che magari per qualcuno il tema DNA, genetica, acido desossiribonucleico, eccetera, può non essere familiare. Allora, il DNA è l'acido desossiribonucleico, è il nostro, la nostra dotazione che ci rende esseri umani con determinati tipi di caratteristiche. Dal DNA, il DNA funge da impronta per la produzione di tutta una serie di RNA che si modellano
su alcune parti del DNA piuttosto che su altre. E quindi viene fuori l'ormone dell'insulina piuttosto che l'ormone della tiroide. Ogni RNA produce una proteina. Quindi diversi di RNA producono diverse proteine. Ho cercato di riassumerlo così, se non è abbastanza chiaro, casomai dopo ci ritorniamo sopra, dottoressa. Ogni RNA è diverso dagli altri perché è trascritto da un pezzo diverso di DNA. Ogni diverso RNA sintetizza, diciamo così, una specifica proteina. Vi leggo ora due brevi brani tratti dall'articolo di Eric Kandel di cui vi parlavo prima. I geni, cioè le parti del DNA, perché il DNA si suddivide a sua volta in varie parti, i geni, cioè parti del DNA, e i loro prodotti, le proteine, sono importanti determinanti degli schemi di interconnessione tra i neuroni cerebrali e le loro specifiche funzioni. I geni, e più specificatamente le combinazioni tra geni, esercitano quindi un controllo significativo sul comportamento. Dunque, la genesi di principali disturbi mentali dipende anche da una componente genetica. Poi, una modificazione dei geni da sola non può spiegare tutta la variabilità osservabile in un dato disturbo mentale. Vi contribuiscono in misura notevole anche fattori sociali ed evolutivi. Proprio come le combinazioni di geni concorrono a determinare il comportamento, anche il comportamento e i fattori sociali possono esercitare un'azione retroattiva sul cervello, modificando l'espressione genica e il funzionamento delle cellule nervose. Pensiamo per esempio alla deprivazione. La mancanza di stimoli influisce per esempio sull'intelligenza, oltre che sugli affetti. E situazioni di tipo traumatico in bambini molto piccoli possono condurre proprio a un non sviluppo di determinate aree della corteccia. Per esempio lobo frontale. Mi rifaccio qui in questo caso agli studi di Alan Shore, che è un neuroscienziato. Kandel parlava, vi dicevo prima, di modulazione da parte dell'ambiente sulla espressione genica. Oggi ulteriori studi hanno dimostrato che in alcuni casi i cambiamenti, quindi le nuove acquisizioni che sono state prodotte dall'ambiente, possono essere trasmessi anche alla prole. Non sempre, ma vi è pure questa possibilità. Quindi Kandel pensava che tutto si fermasse in quella persona. Oggi è stato visto che possono esservi anche dei cambiamenti che vengono trasmessi. Mi piace ancora farvi notare come Victor Ambros e Gary Ruvkun, che hanno vinto il Nobel del 2024, di quest'anno, l'altro giorno,
grazie ai loro studi sull'RNA. Quindi l'importanza che ha questa molecola per tutta una serie di sviluppi nella nostra vita. Ma voi direte, ma perché prima no? Perché prima non hanno scoperto queste cose? Perché nessuno ci ha pensato? Forse. Però io credo, è acquisito, condiviso, che i grandi conquiste siano state possibili grazie alla evoluzione, alle nuove acquisizioni che ci sono state nel campo del neuroimaging, cioè la radiologia, diciamo. Provo a spiegare un momentino per chi non ha le mani in pasta. Allora, una volta noi ci basavamo su una radiografia, che si fa ancora, di routine. Una radiografia che cosa ci mostrava? Una radiografia ci mostrava una foto in bianco e nero e con una serie di grigi, dove noi potevamo vedere se c'erano delle calcificazioni, per esempio, se c'erano delle aree in cui vi erano dei processi espansivi, per esempio di tipo tumorale, se c'era un'atrofia corticale perché la persona magari era anziana e iniziava un decadimento mentale, oppure ancora delle aree in cui, come nell'idrocefalia, dove vi era troppa acqua. Le tecniche successive, cioè l'ATAC, la tomografia assiale computerizzata, e la risonanza magnetica, erano sostanzialmente identiche alle radiografie. Avevano un grado di chiarezza, una capacità di rendere dei particolari, di mettere in evidenza dei particolari che la radiografia normale non aveva. Però di fatto erano pur sempre delle foto che ci dicevano, ci davano una certa mappa geografica del cervello. Tutto è cambiato con la PET, con la tomografia a emissione di positroni. L'anno scorso qui ne ha parlato il professor Rizzolatti. Perché è cambiato tutto con la PET? Perché la PET si esegue iniettando una sostanza, che nel caso del cervello di solito è il glucosio, marcata con un tracciante radioattivo, e si vede come viene assorbita dal cervello, se viene assorbita tanto, poco, niente, troppo. Qui, infatti, questa, l'immagine della PET, è un'immagine a colori. E è chiaro che questa ci dice come funziona il cervello. Non ci dice se ci sono delle calcificazioni o no, ci dice le cellule del cervello come lavorano da un punto di vista metabolico. La stessa cosa vale per la risonanza magnetica funzionale, che è l'evoluzione della prima risonanza magnetica che è stata introdotta. Recentemente vi è un nuovo apparecchio che viene chiamato risonanza magnetica con tensore di diffusione, che addirittura dà immagini tridimensionali. Voi capite cosa significa per un medico che deve fare una diagnosi, per un chirurgo che deve preparare un'operazione, poter studiare il cervello, visto che noi oggi parliamo di cervello, qui studiarlo dal punto di vista tridimensionale.
Un'altra cosa abbiamo scoperto, sempre grazie a queste tecniche. Abbiamo scoperto che le cellule nervose si possono riprodurre e si possono anche riorganizzare circuiti neurologici. Quando io ho iniziato a studiare medicina, ci avevano insegnato che noi nasciamo con X cellule nervose e che moriamo con X cellule nervose meno quelle che perdiamo strada facendo. E oggi invece si è visto, sono state studiate queste possibilità alla Yale University negli Stati Uniti, ma anche in altre università, si è visto che vi è la possibilità di far maturare delle cellule nervose staminali in modo tale da poter recuperare anche dei circuiti e delle funzioni. Voi capite quanto questo è importante in campo terapeutico e riabilitativo. A maggior ragione perché è ovvio che la plasticità diminuisce con l'età e che quindi prima si interviene, migliori sono i risultati o più possibilità si hanno. Quindi, l'ambiente in estrema sintesi ha il potere di attivare determinate parti del DNA e di indurle a esprimersi. Facciamo qualche esempio. Perché voi potete dire, vabbè, questo ha studiato la plisia californica, no? Ma chi ci dice poi che sia vero, no? nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni? Lui l'ha studiato in laboratorio. Allora, gli americani, che hanno tanti soldi ma sanno fare ricerca, hanno studiato due fratelli gemelli monovulari, di cui uno si era preparato per essere un astronauta e hanno preso la palla al balzo. Prima di mandarlo in orbita, li hanno studiati da cima a fondo. Ma non solo l'esame emocromocitometrico o il ferro, tutti gli esami possibili e immaginabili. Poi è andato in orbita, è tornato e li hanno ristudiati. Qualcosa era cambiato, perché l'ambiente spaziale aveva indotto il DNA a esprimersi in un modo parzialmente diverso, in modo tale da creare le condizioni migliori per la sopravvivenza di quell'individuo. Un altro esempio. Noi sappiamo che geneticamente due gemelli, che se un gemello diventa schizofrenico, anche l'altro gemello può diventare schizofrenico. La percentuale nei gemelli dizigoti è del 15%, 15-20%. Nei gemelli monozigoti la percentuale è del 45-50%. Quindi percentuali statisticamente significative, ma non il 100%. Un tema caldo. L'University of British Columbia, a Vancouver, in Canada, ha studiato 37.000 bambini nati tra il 2000 e il 2001 e ha dimostrato che l'incidenza di ADHD era legata anche all'inquinamento ambientale. I numeri sono piccoli, 37.000, prima che noi riusciamo a fare 37.000 di ricerca.
Ancora, l'University College di Londra, sempre col neuroimaging, con queste tecniche radiologiche, ha studiato gli effetti della dipendenza da internet tra gli adolescenti. La conclusione è stata che le reti neurali sono compromesse parzialmente, le reti neurali del controllo dell'attenzione, dell'abilità intellettuale, della memoria di lavoro, della coordinazione fisica e dell'elaborazione emotiva. Per chi non avesse dimestichezza con la neuropsicologia, vi ricordo che la memoria di lavoro è quella memoria che ci permette di fare una cosa tenendone a mente un'altra. Quindi, per esempio, tenere a mente l'obiettivo finale e nel frattempo mettere in atto tutte le tappe intermedie, senza perdersi per strada. E poi, per concludere questi esempi, diciamo una parte di questi esempi, uno un po' più simpatico. Allora, vi leggo l'articolo, vi leggo un estratto dell'articolo. David e Andrew sono due gemelli monovulari e come tali hanno lo stesso DNA. Nati in Iowa, David frequenta il college a New York, dove attualmente svolge il ruolo di operatore di borsa. Ha una vita frenetica, ritmo sonno-veglia invertito, divorziato, si alimenta in modo scorretto. Andrew frequenta il college in California, facoltà di scienze naturali ed agricole. È il proprietario di un allevamento di cavalli in Melville, che gestisce direttamente. Pratica sport, si alimenta in modo sano, ha una ricca vita sociale. Alla soglia dei 50 anni, entrambi decidono di effettuare un test epigenetico di valutazione del proprio grado e della velocità di invecchiamento cellulare. Pare si usi molto questa cosa, vedere l'invecchiamento, vedo anche su riviste consigli, esperti che consigliano anche farmaci, sostanze chimiche perché servono per rallentare l'invecchiamento, per rimanere giovani. Dicevamo che questi due gemelli decidono di effettuare un test epigenetico di valutazione del proprio grado e della velocità di invecchiamento cellulare. Si sottopongono dunque ad esami di laboratorio sui marcatori di invecchiamento cellulare. Risultato: David ha un'età biologica di 64 anni, Andrew di 40. Come possono due persone con il medesimo corredo genetico giungere a dei risultati così difformi? La risposta conferma il valore dell'epigenetica, la scienza che studia l'interazione tra geni e ambiente. L'invecchiamento, infatti, è il risultato della dinamica e progressiva interazione tra geni e fattori ambientali esterni, inquinamento, stile di vita, terapie farmacologiche e non. Per ritornare alla tematica iniziale di oggi, mi piaceva sottolineare anche che il neuroimaging ha permesso di evidenziare i cambiamenti che una buona psicoterapia può indurre nel sistema nervoso. Per esempio sono stati messi in evidenza l'attivazione di alcune aree in soggetti con disturbi d'ansia o in soggetti con fobie. Quindi, io qui ne ho uno solo, ho portato una fotocopia sola, se andate in internet è pieno di questi abstract.
Quindi quello che mi interessava dire, prima di passare alla seconda parte di questo nostro incontro, è che è dimostrato oggettivamente che la psicoterapia può indurre cambiamenti a livello del funzionamento neurologico e psicologico. Quindi non solo l'ambiente può avere effetti negativi, pensiamo ai due gemelli e a quello di 64 anni di età biologica, ma anche aspetti positivi. Quindi possiamo dire che siccome la psicoterapia è una relazione di aiuto, possiamo dire che forse in generale le relazioni di aiuto l'efficacia delle relazioni di aiuto è scientificamente dimostrata. Provo a cercare di dimostrarlo anche io. Allora, alcuni anni fa, accennava prima la dottoressa, ho scritto un piccolo libro che si intitola Psicoterapia quasi senza parole, che oggi forse non riscriverei uguale, di cui sono stato molto orgoglioso perché è stato pubblicato da Armando, e Armando è la casa editrice di Roma che pubblica quasi tutto Winnicott. Ora, non voglio dire che siamo alla pari, ma insomma è stata ragione di orgoglio. Il libro voleva essere anche un atto di giustizia nei confronti di tutte le persone con le quali ho lavorato, che seguivano approcci diversi o facevano un altro mestiere e che mi hanno insegnato come è importante avere una tecnica e averla ben interiorizzata e averla ben chiara ed essere coerenti, però che la cosa principale è la relazione. Quindi sto pensando, quando ho scritto questo piccolo libro, pensavo a Psychology. Io sono di impronta dinamica, ma c'era una psicologa con cui ho lavorato che era di impronta cognitivo-comportamentale, oppure fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti. Alla fine, quello di cui mi sono convinto è che la cosa principale era la relazione. E sono contento perché a distanza di tempo le neuroscienze credo abbiano dimostrato questo. Vi leggo due brani, due periodi di questo libro. Credo di aver imparato come l'intervento, anche in ambito non clinico, talvolta possa ottenere, e quindi penso agli insegnanti per esempio, o penso alle cooperative, dove ci sono disabili, talvolta possa ottenere grandi risultati se quanti entrano in rapporto con chi è in difficoltà, per esempio docenti o educatori, hanno e sanno usare capacità empatiche e opportune strategie di aggiustamento, cioè sanno stabilire una vera relazione di aiuto. La relazione di aiuto non è solo superficiale comprensione, ma è capacità di sentire e pensare, di interessarsi sinceramente e attivamente all'altro, di non fermarsi all'esplicito, ma di scendere nel faticoso, implicito dell'incontro. Nunzio Galantino è un vescovo ed è stato segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Parlando di educazione, ha scritto: si deve parlare di educazione alla relazione e di educazione della relazione. E mi pare che abbia centrato benissimo due aspetti della relazione che sono fondamentali e complementari. Io credo che una buona relazione educativa possa essere terapeutica, come avete capito.
Se vi è competenza e serietà professionale, allora è vero anche quanto scritto in un altro punto. Da parte di chi aderiva a uno specifico orientamento in ambito psicoterapeutico, in passato e qualche volta anche oggi, i processi di guarigione e di miglioramento della situazione emotiva del paziente venivano attribuiti in modo deterministico alla tecnica usata. Da alcuni anni si è presa consapevolezza che non vi è un metodo in assoluto migliore di un altro, purché vi sia competenza e serietà professionale. Accanto alle variabili specifiche per ogni modello di trattamento, vi sono fattori cosiddetti non specifici, che sembrano avere primaria importanza. Sono per esempio elementi quali il setting, cioè l'ambiente, il luogo dove avviene l'incontro, l'attenzione alla comunicazione verbale e non verbale, la qualità della relazione, il rispetto per la persona con tutte le sue difficoltà, l'alleanza terapeutica e, non ultimo, la relazione empatica. Carl Rogers, che molto ha scritto, molto ha teorizzato, molto ha lavorato sulla empatia, era convinto che la relazione empatica valeva sia per i soggetti con una psicopatologia che per le ordinarie classi di alunni, sia per i malati che per gli insegnanti e gli operatori del caregiving. Vorrei sottolineare l'importanza del caregiving, perché ci sono le ricerche di Shore di cui vi parlavo prima, ci sono i lavori di Stern e così via. Ma vi è stata un'esperienza molti secoli fa che io trovo eclatante. Allora, Federico II, l'imperatore Federico II di Svevia, stupor mundi, come si diceva, che gran persona estremamente colta, persona grande studioso, che si era circondato di saggi arabi, ebrei, greci e così via, si era messo in testa di sapere qual è la lingua originaria. Cioè, se è l'ebraico, è l'arabo, è l'indiano, cos'è? Qual è la lingua originaria? Allora, ha pensato, se noi lasciamo che i bambini si esprimano senza sentire il linguaggio, sapremo qual è la lingua originaria. E così ha preso dei bambini, li ha tolti alle mamme, li ha messi in un posto bellissimo, curati, seguiti, stavano benissimo, con delle tate che però avevano assolutamente il divieto di parlare, in modo tale da vedere loro cosa facevano. Ecco. Sono morti tutti prima di parlare. L'esperimento è fallito in modo clamoroso. Ora, quindi la relazione. Allora, qui è stato il professor Rizzolatti, Giacomo Rizzolatti, ha citato i suoi collaboratori anche. A me piace particolarmente Vittorio Gallese per i lavori che ha fatto di approccio fenomenologico e voi sapete tutti che il professor Rizzolatti con il suo gruppo di Parma hanno scoperto i neuroni specchio. Allora, mi permetto di fare un piccolo riassunto dei neuroni, riguardanti i neuroni specchio, solo per arrivare a quello che ho in mente. Allora, Rizzolatti e gli altri hanno cominciato a
hanno scoperto che se un macaco afferrava una banana, un altro macaco che era lì presente, in un altro macaco che era lì presente, si attivavano i neuroni, le cellule nervose, che corrispondevano al movimento del macaco che afferrava la banana. Però si attivavano in modo che a me piace dire virtuale, visto che tutto è virtuale ormai. Cioè non veniva fatto il gesto, si accendevano, riverberavano, si attivavano in modo virtuale, diciamo così. Rizzolatti e gli altri si sono chiesti, ma questo succede nel macaco, succede anche nell'uomo? E hanno provato a studiare la cosa sugli esseri umani e hanno scoperto che sì, succede anche negli esseri umani. Se un essere umano vede un altro essere umano che afferra una banana o un pezzo di pane o quello che è, si attivano questi neuroni senza che venga fatto alcun movimento apparente. Ma hanno visto anche un'altra cosa terribilmente importante, e cioè che mentre nei macachi i neuroni specchio si attivano solo per i movimenti finalizzati, negli esseri umani i neuroni specchio si attivano anche per i movimenti non finalizzati. E quali sono i più importanti movimenti non finalizzati che interessano il genere umano? Sono i movimenti della mimica. Quindi noi riverberiamo la mimica e le emozioni che stanno dietro la mimica delle persone con cui entriamo in contatto. Quindi dice Gallese che l'empatia è incarnata. Ma se è incarnata l'empatia, se ci sono i neuroni specchio a questo livello, è incarnata anche la relazione. E qui si aprirebbe tutto un ampio discorso sul corpo, perché se è incarnata evidentemente c'entra il corpo. Allora, un discorso sul corpo esula dall'obiettivo che mi sono proposto oggi. Quello che mi sembra si possa affermare è innanzitutto che siamo esseri relazionali. Da Federico II ai neuroni specchio è documentato in modi diversi che siamo degli esseri relazionali. Noi apprendiamo dalla relazione. Pensate ai bambini che giocano. E pensate alla socialità che imparano. Nell'ultimo dialogo di Platone, che si intitola Leggi e che credo non sia stato neanche concluso, cioè si è morto prima Platone, raccomanda che tutti i bambini dei villaggi vengano messi insieme, raccolti insieme, sotto la vigilanza delle anziane, in modo tale che possano giocare, apprendere con qualcuno che diriga il traffico.
Anche qui, per esempio, voi direte, ma dove sta scritto che il corpo, il gioco e la relazione e la socialità siano così importanti? Beh, un signore che si chiamava Jaak Panksepp, lui è morto 6-7 anni fa, era un estone che lavorava negli Stati Uniti, ha studiato i circuiti che riguardavano la sopravvivenza, circuiti nervosi, sono 7, e uno di questi riguarda il gioco. Quindi il gioco è funzionale alla nostra sopravvivenza. Gli altri sono per esempio la ricerca di cibo, di accoppiamento, la paura che ci fa scappare davanti a una minaccia. Ecco. E 2 mammiferi, cui uno viene privato del gioco, fin dalla nascita, l'altro viene lasciato giocare con la mamma e così via, il secondo impara di più, meglio e prima del primo. Scusate la cacofonia dei termini. Quindi da un punto di vista, e anche da un punto di vista educativo e di apprendimento, il gioco è fondamentale. Ci deve essere sempre l'adulto che regola in qualche modo. Il gioco è una necessità biologica e è stato dimostrato che serve a sviluppare il cervello e a prepararsi alla vita adulta. Quindi la relazione tra bambini e la relazione di bambini con gli adulti. E come questa relazione possa documentatamente modificare. Concludo questi pensieri sulla potenzialità e possibilità della relazione tra gli esseri umani con alcune righe di Martin Buber, che è stato un filosofo e un pedagogista. Egli parla dello Tzadik. Lo Tzadik nel Hasidismo ebraico è un maestro spirituale. Lo Tzadik è un guaritore, così nel dominio del corpo come in quello dello spirito, perché egli conosce come siano legati l'uno all'altro e questa conoscenza gli permette di agire su ambedue. Egli ti insegna a condurre le tue vicende in modo che il tuo animo sia libero e ti insegna a rafforzare il tuo animo così che tu possa far fronte ai colpi della sorte. È sempre di nuovo lui che sa condurti per mano sino a quando sarai capace di avventurarti da solo. Ecco, ho finito, dottoressa. Grazie per l'attenzione, scusate Grazie. Per noi era molto importante poter dare questo valore scientifico, anche se molto complesso, no? Per certi versi il discorso che abbiamo ascoltato, perché parlare comunque di DNA, di genetica, non è facile e soprattutto non è immediato trarre il collegamento con quello che poi ci troviamo a fare tutti i giorni quando ci mettiamo in una relazione d'aiuto, però era proprio importante riuscire a sentire che al di là di quello che magari ci viene detto e che diventa quasi un atto di fede, no? Come ti comporti, il tuo modo di entrare in relazione comunque determina quello che quel bambino potrà diventare o il suo sviluppo, la sua crescita, quindi poter dare invece un fondamento scientifico e una dimostrazione a quello che appunto noi ci ripetiamo o ci sentiamo dire ogni giorno, per noi era davvero fondamentale. Grazie. Posso aggiungere una cosa che Sì. me l'ho lasciato perdere che stavo facendo? Allora, molti anni fa io andavo a seguire 2 bambini con psicoterapia che erano stati allontanati dalla famiglia per problemi che c'erano grossi e vivevano in un'istituzione che era il Santa Chiara di Vicenza, dove delle suore avevano dei piccoli gruppi tipo famiglia, facevano da mangiare e così via. E una volta una suora mi racconta
che un altro bambino, non uno di quelli che seguivo io, un altro bambino va a casa il sabato mattina e nelle prime ore del pomeriggio glielo riportano già indietro, perché aveva tagliato tutti i cordoni delle tende di casa. Alla sera a cena la suora gli chiede, ma perché qua sei bravo, non crei problemi? Ma perché l'hai fatto? Perché a casa hai fatto queste cose e qua invece sei così bravo? Perché tu mi vuoi bene. Questa è stata la risposta del bambino. Questo è un punto cruciale, no? Centrale, i bambini lo sentono attraverso il nostro modo di stare in relazione, quello che comunichiamo col corpo, anche un po' in collegamento con quanto abbiamo sentito anche nell'incontro precedente. E adesso io lascerei anche spazio a eventuali domande che magari possono calare anche più nella pratica quotidiana del lavoro degli educatori, delle educatrici, degli insegnanti, quello che abbiamo ascoltato. E quindi allora la prima parola per la nostra ospite Eleonora Saccon. E prego. Allora, grazie per l'intervento. Penso sia stato utilissimo grazie anche agli studi di Candel, dar valore al lavoro che facciamo. Io lo dico come insegnante, ma tutta la comunità educante direi, ma anche una certa responsabilità, mi viene da dire. Grazie per aver parlato di empatia, che insomma per me è molto importante, e soprattutto del gioco. Rispetto a diverse questioni avevo delle domande, però ce ne sono tre insomma che vorrei porre. La prima questione riguarda appunto il gioco e la mediazione anche dell'adulto, lei diceva, e ho legato questo anche alla questione dell'empatia, quindi quanto l'intervento dell'adulto anche a livello empatico deve esserci, nel senso quanto intervenire e quando soprattutto, e quanto invece no. La seconda domanda è più tecnica, diciamo, legata alla questione ambientale e quindi per quanto riguarda lo spettro dell'autismo, se ci sono dei fattori ambientali che per gli studi odierni insomma, contribuiscono allo spettro dell'autismo. E poi una terza domanda volevo porle riguardo secondo lei il proseguio di questi studi, soprattutto a livello della psicoterapia e delle relazioni d'aiuto, quindi se secondo lei che tipo di novità emergeranno? Non so, allora, cercando di rispondere con ordine. Allora io ci sono delle regole evidentemente in una relazione educativa, per cui certe cose si possono fare e certe cose no, chiaro. Non ci si può picchiare, non si può... Io voglio dire, se faccio una psicoterapia, durante una psicoterapia il mio paziente può dirmi qualsiasi cosa, può offendermi o altro, non ci sono problemi. L'importante è che non mi lanci un portacenere. Ecco. Questo per quanto mi riguarda, perché quello che mi dice mi dovrebbe servire a capire come lui mi vede e quindi a entrare di più dentro la sua mente. Ci possono essere varie regole. Io quello che credo sostanzialmente è che conta molto l'empatia, cioè la regola non dovrebbe essere stabilita a priori, sempre e comunque in modo rigido, dovrebbe avere una certa flessibilità che riguarda sulla base di come si sta vivendo la situazione in quel momento.
è chiaro che rompere lo schema richiede consapevolezza e sapere che si sta rompendo uno schema. A me è capitato di farlo quando ormai avevo una certa età. Da giovane è giusto seguire le regole, ecco. Però ci sono dei momenti in cui possiamo chiederci, allora io adesso posso fare così e così, se faccio così cosa succede, se faccio così cosa succede, posso anche decidere di rompere lo schema e di prendermi la responsabilità di questa rottura, ma devo sempre sentire qualcosa nella pancia di quello che si sta passando in quel momento, no? Cioè, un bambino può essere aggressivo ma solo perché ha paura, per esempio. Può essere aggressivo perché è aggressivo, ma può essere aggressivo solo perché ha paura. Mi è capitato recentemente che mi venisse riferito di una ragazzina che doveva andare in prima superiore. Una ragazzina che è fragile. Fare i compiti delle vacanze era un tormento. Però le hanno motivato che per andare in prima superiore, per essere preparata, bisogna farli questi compiti delle vacanze. Ecco. Beh, io ho avuto la sensazione, da alcune cose che mi hanno raccontato, ma non razionale, solo come sensazione, che quella bambina avesse paura, che quella ragazzina avesse paura. Cioè che non volesse andare in prima superiore. Sotto sotto lei non volesse andare in prima superiore. Quindi con un ragionamento, se io non faccio i compiti non vado in prima superiore, così abbozzato in questo modo. Ecco. Non ho elementi certi per dirlo, però diciamo che questa è stata la suggestione che mi ha dato. Ecco. Per quanto riguarda l'autismo, io non me ne sto occupando in questi ultimi anni. So che esistono delle ricerche fatte dal centro fondato da Rita Levi Montalcini che dimostrerebbero anche qui come ci sia una componente di tipo genetico e anche una componente di tipo, che ci possa essere anche una componente di tipo ambientale. Ecco. D'altronde, provate a pensare, se un bambino, o meglio diciamo, esiste un articolo bellissimo di una psicologa canadese, se non sbaglio, che racconta di un bambino che è nato cieco, ma riguardo al quale non era stata fatta la diagnosi. Quindi la mamma era disorientata. La comunicazione era... una mamma è un'insegnante geneticamente programmata per insegnare a dei bambini sani. Io penso questo. Per cui dobbiamo riprogrammarla se vogliamo che insegni a dei bambini in difficoltà. Una mamma è geneticamente programmata per avere a che fare con un bambino sano. Se manda degli input e riceve dei messaggi che non sono congruenti, si disorienta. Quindi penso che, per esempio, potrebbe anche essere che certi bambini abbiano geneticamente alcune difficoltà di decodifica, codifica, decodifica dei messaggi, e quindi che vi sia anche la possibilità che vi sia una distorsione della relazione, da cui poi avvengono anche... Questo naturalmente sto pensando all'autismo, quello come l'ho conosciuto io. Adesso
è diventato un minestrone che insomma, si parla di autismi, ci sono bambini che vengono diagnosticati autistici che forse non lo sono. Ecco. Uno studioso molto in gamba, che ha sempre dedicato tutta la vita all'autismo, Michele Zappella, che è un neuropsichiatra infantile di Siena, ha dedicato tutta la vita all'autismo, ha scritto un libricino pubblicato da Feltrinelli 2 anni fa, mi pare, che si intitola Bambini con l'etichetta, in cui parla della facilità con cui viene appiccicata un'etichetta, così non facciamo neanche tanta fatica. Io ho visto un bambino, ho fatto una consulenza, ne parlavo prima con la dottoressa, per un bimbo, per 2 genitori. Al bimbo è stata fatta diagnosi di autismo in stanza, mentre i genitori compilavano 2 questionari. Allora, i 2 genitori compilavano 2 questionari, a seconda del bambino come si muoveva, gli hanno fatto la diagnosi di autismo, sulla base di questionari dei genitori e dei movimenti del bambino. Ora, diceva la dottoressa prima, io ho avuto la fortuna di lavorare parecchi anni fa con una psicologa, professoressa di psicologia a Padova, la quale mi ha insegnato, 1, che non si fanno mai i test alla prima colloquio, perché la prima volta che voi andate dal dottore non siete voi. 2, che si fanno prima i test intellettivi, e 3, che la terza volta si fanno i test proiettivi, cioè i test sulle emozioni, perché altrimenti se io faccio prima i test sulle emozioni, queste possono interferire sulle capacità cognitive. Ecco. Perché una cosa è il ritardo mentale, una cosa è il ritardo cognitivo. Un bambino con DSA alla fine avrà un ritardo cognitivo, ma non ha un ritardo mentale, per definizione. La terza, quali saranno gli sviluppi? Ma io credo che io non sono molto ottimista, sinceramente. Penso che la relazione sia troppo costosa. In termini di implicazione, di emozioni, di sofferenza, e che quindi risolvere tutto in modo meccanico, con i farmaci, oppure mettendo, come dice Musk, un piccolo elettrodo nel cervello e così via, sarà questa un po' la soluzione. Ecco. Quindi, tra l'altro vedo, io sono legato ancora a un certo modo di vedere la psichiatria abbastanza classico, vedo, siccome mi arrivano gli ECM da fare, e le pubblicità, vedo che ci sono una volta io ero rimasto che c'era l'approccio cognitivo-comportamentale, l'approccio psicoanalitico, l'approccio fenomenologico, l'approccio rogersiano, l'approccio sistemico familiare. No? Adesso c'è la teoria polivagale, l'approccio l'MDR cognitivo-relazionale, ce ne sono un sacco, ecco. E mi sembrano spesso degli approcci in cui io faccio, ma non sono dentro. Una volta lo psichiatra era sano, il paziente era malato, per definizione. Poi siamo arrivati a capire che con Sullivan e anche un po' con la psicoanalisi e la fenomenologia, che siamo tutti sulla stessa barca, no? Che io, l'unica cosa è che magari ho lavorato su me stesso per cercare di aiutare gli altri, ecco. Che sani nessuno. Invece adesso ci sono quelli
che si considerano sani e trattano il paziente come paziente. Speriamo di sbagliarci. Io credo ancora nel senso di fare questi incontri come oggi, perché, dicevo, vi portate a casa qualcosa. Non potremo cambiare il mondo, ma magari possiamo cercare di cambiare il nostro piccolo orticello. La nostra piccola parte di responsabilità, come si diceva anche negli incontri precedenti, anche ieri, però noi vorremmo essere un po' più speranzosi, perché sennò poi si appesantisce, no, anche il lavoro che domani torneremo a fare a scuola, nei vari contesti. Ci sono sempre più persone che ricercano, per esempio, un approccio psicomotorio, un approccio di tipo diverso. Il mio discorso era un discorso su come vedo evolvere questa società. Ecco. Certo. Sì, ma era chiaro questo, era così anche per lanciarle un'altra riflessione che è arrivata nel frattempo, perché appunto cercando di calare un po' nella concretezza di quello che si può fare anche a scuola per aiutare poi questi bambini e quindi diventare per loro un ambiente che aiuti il loro sviluppo, no? Quindi secondo lei all'interno della scuola quali sono gli elementi che non possono mancare sia a livello di, diciamo, per allenare l'empatia degli educatori, ma anche proprio come proposte per i bambini? Abbiamo parlato un po' del gioco, ci sono ancora tante scuole, anche scuole dell'infanzia, insomma, che puntano molto sul cognitivo, sulla prestazione, magari tralasciano altri aspetti che invece lei ci ha detto essere importanti. Cosa ne pensa? Allora, ho letto da qualche parte che c'è una differenza fondamentale tra l'insegnamento e l'apprendimento. Se io vado, perché vado a scuola? Perché qualcuno mi insegni qualche cosa o perché qualcuno mi aiuti ad apprendere qualche cosa? Ecco. Allora, per esempio, sicuramente il gioco è fondamentale. La cosa divertente è che la Società Americana di Pediatria, alcuni anni or sono, in una società come quella americana, che insomma è molto efficientista, ha pubblicato un numero della rivista per incentivare il gioco. Però anche qui bisogna vedere di che tipo di gioco parliamo, perché è un gioco di apprendimento oppure è un gioco in cui il bambino ha la possibilità di esprimere, pure entro certi limiti, quelle che sono le sue emozioni, di sperimentare e così via. Ecco. Sin da molti anni si sottolinea l'importanza che il gioco sia un gioco non strutturato. Cioè un bambino ci deve mettere qualche cosa, no? E quindi se il robot è già scritto nel robot come deve essere giocato. In un tubo di cartone può essere un cannocchiale, può essere uno scettro e così via. Quindi credo che questo sia assolutamente importante. Ecco. E poi credo che i bambini sentano la sincerità. La sincerità dell'interesse per loro, per quello che stanno facendo. E il rispetto.
perché tante volte mi capita, ma non solo per gli insegnanti, ma anche per i genitori, che hanno delle aspettative forse eccessive, forse troppo alte, che usino termini tipo che schifo, che cosa hai fatto, che brutto e così via. Ecco. Allora voi capite che l'apprendimento e la scuola diventano un oggetto fobico, cioè un oggetto da evitare. Quindi anche un po' l'astenersi dal giudizio. Assolutamente sì. Rispetto alla produzione che un bambino può fare, sia nel gioco che anche la produzione con l'atto creativo, i materiali, eccetera. Sì. Si dice in psicoterapia che la terapia comincia fuori dalla stanza. Allora, in una seduta di psicomotricità, un bambino fa delle cose. Quando torna la volta dopo, è cambiato. Perché? Perché c'è tutto un lavorio interno, no? Quindi il giudizio non serve, serve l'apprezzamento per lo sforzo che viene, perché questo dà un senso alle cose. Il rispetto anche nei bambini più piccoli. Sì. C'è un'altra domanda che arriva, che ritorna un po' alla questione dell'autismo. Marta chiede, le fa i complimenti innanzitutto, e poi chiede se ci può essere, secondo lei, un legame tra autismo e lutto. Allora, esistono delle ricerche. Esistono delle ricerche che dicono come alcuni bambini autistici nascano dopo una storia di aborti. Come se l'angoscia e il lutto non fosse stato elaborato, non fosse stato superato. Sì. Adesso non so dire se sia corretto, se non sia corretto, però sì, è vero, esiste anche questo tipo di possibilità. Sì. Così come, chiedo scusa, dottoressa, così come il tema è molto importante, credo, per gli insegnanti e gli educatori, il tema del trauma, ma non del trauma perché tutti adesso parlano di trauma. Anch'io sono stato traumatizzato tante volte, insomma alla fine me la sono cavata. Quanto per esempio di mamme che vivono quella che viene chiamata il maternity blues, quella situazione di solitudine e di depressione che delle volte segue al parto, quando una mamma poi si ritrova da sola a dover gestire la situazione. Ecco, in questo senso io per esempio ho un ricordo di una bambina che era stata segnalata dalla scuola per un sospetto ritardo mentale. E quando io ho visto questa bambina c'erano delle cose che non mi convincevano, nel senso che qualche volta sì, era molto carente, ma qualche volta invece funzionava. E aveva anche una certa ironia, cosa che di solito nell'insufficienza mentale non c'è. Allora ho chiesto di parlare con la mamma. E è venuta una signora molto bella, molto gelida, che mi ha raccontato la sua storia. La sua storia era che si è innamorata di un uomo che viveva in un'altra cittadina, è andata a vivere con lui, hanno fatto una vita splendida, viaggi, amici, feste, cene e così via. Poi lei è rimasta incinta e per un po' hanno continuato la stessa vita. Poi lei non ha più potuto fare così, e allora, ma lui invece no, ha continuato, e lei si è ritrovata da sola.
Nasce questa bimba, lei pensa che resterà un po' di più a casa? No, ha continuato la sua vita. Lei tiene la casa pulita, perfetta, lucida e così via, sperando di richiamarlo, ma non c'è niente da fare. E mi dice: dottore, io piangevo tutto il giorno. Piangevo anche quando cantavo la ninna nanna a Greta, mettiamo che si chiamasse Greta. Poi fa una pausa e mi dice: non so se voglia dire qualcosa, ma anche adesso, quando sento una ninna nanna, Greta piange. Quindi era una bambina depressa, non era una bambina insufficiente. Ah sì, e questo testimonia ancora una volta come è quello che un bambino vive nella relazione, poi determini anche, insomma... Ma anche somaticamente, perché la professoressa Fava Viziello raccontava di una paziente psichiatrica che quando lavorava a Trento, che ha avuto una bambina e diceva che lei non la voleva toccare. E loro hanno tanto lavorato perché la toccasse, perché la prendesse in braccio, perché la coccolasse, no? In consultorio, con gli psicologi. E finalmente ci sono riusciti. Sono riusciti al fatto che lei la toccasse, la prendesse, la cambiasse. Dopo un mese l'ha riportata al controllo. La bambina aveva un eczema da qua a qua. Sembra incredibile. Ma non lo è. Oggi abbiamo detto che insomma ci sono invece proprio queste dimostrazioni scientifiche che stanno alla base di tutto questo, che a volte ci sembra impossibile anche solo da immaginare e che in realtà è proprio vero e fondato. Sono arrivati molti commenti rispetto al suo intervento anche da chi ci sta seguendo dai vari canali, gliene leggo qualcuno per poi andare in chiusura. Rossella scrive: in questi ultimi anni anche nelle scuole dell'infanzia dobbiamo lavorare molto di più sull'aspetto educativo e emozionale che sul piano cognitivo. Monica scrive: grazie professore, la sua riflessione ci tiene attenti sulle domande e premurosi nella relazione. E Susi scrive appunto: grazie, incontri ricchissimi di spunti e suggerimenti, che meraviglia. Quindi speriamo che tutti questi semini che stiamo gettando portino comunque qualcosa di buono e ci tengano viva la speranza, e continuando chiaramente a fare nel nostro lavoro tutto il massimo che possiamo fare per essere un ambiente di nutrimento per i bambini che incontriamo. Bene, con questi commenti ci uniamo anche noi ai ringraziamenti per il suo intervento. Grazie a voi. E grazie davvero per quello che ci ha raccontato e per la sua presenza. Vi ricordo che anche questa sera c'è un incontro che chiude la giornata di oggi alle ore 20:30. Avremo qui il sociologo Stefano Laffi con un intervento dal titolo "Perché dovrei partecipare?", e quindi vi invitiamo a seguire anche questa sera Educhiamoci. Vi ringraziamo per la vostra presenza. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia per aver partecipato e vi invita ai prossimi appuntamenti gratuiti che potete trovare sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it e che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni. Grazie a tutti e buona serata.